Banche Venete, siamo all'ultimo atto, ovviamente per i correntisti, perché per la magistratura, lo Stato e soprattutto gli azionisti truffati il percorso è ancora lungo e purtroppo pieno di insidie. Parliamo di 840.000 conti correnti per Vicenza e 580.000 per Veneto Banca, che nelle prossime ore diventeranno un ulteriore pacchetto clienti di Intesa San Paolo, acquistati tutti ad €1. Un trasferimento non da poco, considerando che cambierà tutto a tutti, partendo dal codice stesso del conto corrente, che detto così sembra poco, ma in realtà sposta un vero e proprio universo contabile. Dalle paghe alle domiciliazioni di gas, luce, acqua e rifiuti, dai bancomat alle carte di credito, dagli assegni alle spese condominiali, questa rivoluzione iniziata ieri per Vicenza e oggi per Veneto Banca coinvolge tutti, cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Coloro che sono coinvolti in questo passaggio interbancario dovranno comunicarci i nuovi IBAN, questo codicione, chiamiamolo lungo lungo, che inizia con IT per i non addetti a lavoro e finisce di solito con i numeri di conto corrente, dovranno comunicarcelo per tempo affinché possiamo aggiornare i nostri dati in gestionale per il flusso di pagamenti che ci viene delegato. E questo è solo un assaggio di quello che sta accadendo in queste ore con le filiali della Banca di Montebelluna chiuse anticipatamente e cartelli come questo appesi ai bancomat. Dall'istituto rassicurano che il trasferimento sarà indolore, nel senso che la finestra di coabitazione tra il conto corrente vecchio e quello nuovo durerà per diversi mesi, proprio per evitare che bonifici o pagamenti non arrivino con relative interruzioni di servizi. I consigli comunque sono di controllare con calma tutto. Dovrebbero essere arrivate alle case appunto delle persone coinvolte in questi passaggi delle comunicazioni da parte di Banca Intesa, dove sono già indicate le coordinate bancarie che verranno variate con la famigerata data dell'11 di dicembre, per cui magari il dipendente è opportuno che faccia una comunicazione per tempo all'azienda perché l'accreditamento dello stipendio venga fatto nelle nuove coordinate bancarie. A mio avviso è opportuno che magari chi ha domiciliazione di bolletto o quant'altro faccia un passaggio in banca per verificare che tutte le operazioni vengano svolte nell'iter corretto.